Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando del maltempo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, comunica che da oggi 3 agosto fino alla mattina di sabato 5 agosto saranno possibili temporali anche associati a fenomeni intensi, vale a dire rovesci, forti raffiche di vento, grandinate. Sono previste fasi di instabilità, intervallate da pause con rovesci e temporali più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato. Saranno probabili, specie nella seconda parte di venerdì, ma non esclusi anche giovedì, fenomeni intensi. A Mirano è in programma la sostituzione delle calotte che chiudono i cassonetti del rifiuto secco residuo, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, che ora è pari al 79,94%, e migliorarne la qualità, perché sarà ancora più semplice conferire i rifiuti. Nelle scorse settimane gli utenti del comune hanno iniziato a ricevere tramite posta ordinaria una lettera che anticipa questo cambiamento e spiega che si dovranno utilizzare delle nuove chiavi elettroniche personali per aprire le nuove calotte. Le nuove chiavi, 2 per utenza, saranno consegnate con una raccomandata a mano presso le abitazioni degli utenti da Personale Veritas, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E a 1 anno e mezzo di distanza dall'avvio del servizio sull'impianto provvisorio, dopo 3 mesi di lavori e con un investimento di circa 400.000 euro, interamente sostenuto da AVM, riapre con la corsa di linea 11 in arrivo alle ore 9:10 a Pellestrina il nuovo approdo di Cimitero. Il nuovo impianto è realizzato in prossimità della fermata autobus di linea 11 che collega Lido Santa Maria Elisabetta con Pellestrina Cimitero. Prevede a regime la dotazione di tornelli in entrata e uscita, emettitrici automatiche per la vendita dei titoli di viaggio e pannelli info utenza. Tali dotazioni verranno installate nei prossimi mesi e consentiranno, a regime, di separare le corsie di entrata tra Priority con e senza biciclette e All Passengers con e senza biciclette. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo decisamente argomento. Venezia dona a Matera un albero di Natale realizzato in vetro di Murano nell'ambito della seconda edizione del Festival della Reciprocità, la rassegna nata nel Canavese, in Piemonte, e che ha come filo conduttore l'intreccio delle tradizioni artistiche e culturali italiane. Si tratta, nella fattispecie, dell'opera I riflessi di vetro in un albero di Natale, più semplicemente conosciuta come Albero della Reciprocità, realizzato nel 2022, frutto del lavoro del maestro vetraio Simone Cenedese e dei maestri ceramisti di Castellammonte. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.